È sempre un momento importante, è un momento in cui il pontefice tocca il suolo della regione, delle diocesi che egli va ad incontrare. In questo caso parliamo appunto di regione. Ed è qui il Papa appunto che è stato accolto, vedete il primo saluto è di Bommarco, dopo di lui il patriarca di Venezia, il cardinale Marco Cè, il presidente e le varie autorità, abbiamo visto anche il ministro dei trasporti, l'onorevole Bernini, ma così via anche le altre autorità che come sempre vanno ad accogliere il pontefice nei suoi spostamenti in territorio italiano. Accanto alle autorità istituzionali di governo anche le autorità della regione, della provincia e della città di accoglienza. Sono momenti importanti nella vita religiosa, nella vita civile di queste terre, infatti pochissimi sono i papi che hanno transitato e che qui soprattutto si sono fermati e quindi ancor più un'occasione per ringraziare e per partecipare a questa visita di Giovanni Paolo II. Ecco, il Papa è salito sulla vettura coperta e quindi ha percorso successivamente quei 18 chilometri che dividono Ronchi dei Legionari dalla Basilica di Aquileia. Basilica seconda per importanza solo a San Pietro. In modo particolare esprimo viva gratitudine al signor Sindaco e al signor Ministro Carlo Bernini, rappresentante del governo italiano, che si sono fatti interpreti attenti dei vostri comuni sentimenti. Dirigo poi il mio fraterno pensiero al pastore di questa arcidiocesi di Gorizia, al carissimo Monsignor Antonio Bommarco, ai presuli della regione qui intervenuti insieme col cardinale Marco Cè, presidente della conferenza episcopale triveneta. Sta per iniziare la solenne Eucaristia, presieduta da Giovanni Paolo II, all'inizio di questa visita pastorale, la 102esima in terra italiana, alla regione, alla Chiesa che è in Friuli Venezia Giulia. Le prime parole del Santo Padre nel suo saluto rivolto alla cittadinanza raccolta davanti alla Basilica di Aquileia sono state «Pace a voi», le parole del Cristo risorto. Già dalle prime battute il Santo Padre ha ricordato i motivi della sua visita. Sono venuto per confortare e incoraggiare la vostra comunità. Sono venuto per condividere l'ansia dell'annuncio missionario. Ma a questo punto desidererei lasciar parlare le immagini e anche il commento del canto introitale che dà inizio alla solenne Eucaristia. Beatissimo Padre, a nome dell'eminentissimo Patriarca di Venezia
dei confratelli vescovi delle diocesi di Udine, Trieste e Pordenone, della Conferenza Episcopale Triveneta e degli altri eccellentissimi vescovi qui presenti, che hanno tutti un particolare legame con la Chiesa Madre di Aquileia, sono lieto di porgervi da questa meravigliosa basilica patriarcale il nostro più vivo grazie con il saluto più devoto e cordiale. Un atto di venerazione e d'amore le rivolgono santità tutti i consigli presbiterali e pastorali e le consulte dell'Apostolato dei Laici delle 4 diocesi del Friuli Venezia Giulia, qui radunati per testimoniare unità di intenti e cammino di comunione. Siamo giunti al momento della comunione, celebrazione che, ricordiamo, si colloca all'inizio di questa visita pastorale che Giovanni Paolo II concluderà domenica sera con una visita e una preghiera al Sacrario di Re di Puglia. Nel suo indirizzo di saluto, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Vitale Bonmarco, arcivescovo di Gorizia, ha voluto ricordare la visita lampo, se così la possiamo chiamare, di 20 anni fa, fatta dall'allora Paolo VI. E ha voluto ricordare come questa terra è una terra laboriosa, una terra dove gli uomini da sempre si sono dati da fare, anche in occasione dell'ultimo terremoto, il 6 maggio del 1976. Una terra però che ode anche il suono lugubre delle guerre e delle distruzioni. Siamo a pochi chilometri dal confine di un paese martoriato che certamente è nel cuore del Santo Padre, che certamente Giovanni Paolo II non mancherà in questa sua visita di richiamare. Ma Giovanni Paolo II ancora non ha avuto paura di dire che questa terra, questa gente deve avere il coraggio di promuovere un atteggiamento rispettoso e positivo verso le autonomie e le diverse etnie, con uno spirito universalistico ed aperto alla solidarietà. Il fatto stesso che le preghiere dei fedeli, per esempio, siano state lette in più lingue, in friulano, in sloveno, in italiano, in tedesco, è segno che la regione Friuli Venezia Giulia è un crocevia di popoli e il Papa a questi popoli ha lanciato il messaggio a lavorare insieme per l'unità. La nostra famiglia nasce da una intuizione di Don Luigi Monza, servo di Dio di cui è in corso in questo momento la causa di beatificazione. E le piccole apostole sono delle laiche consacrate che vivono la spiritualità di Don Luigi individualmente o comunitariamente. L'associazione è presente oltre che in Friuli in molte altre regioni, fra cui il Veneto e la Lombardia, per l'assistenza di bambini e ragazzi con disabilità neuropsicomotorie e sensoriali.
Papa, siamo contenti di averti oggi qui con noi. Ti abbiamo aspettato tanto e vogliamo farti festa, perché tu sei un grande amico dei bambini e sei Gesù che viene in mezzo a noi. Perciò vorremmo correrti tutti incontro, stringerti forte, abbracciarti come facevano i bambini ebrei quando incontravano Gesù. Grazie perché oggi sei venuto a darci tanta gioia. La tua visita ci fa sentire importanti, anche se siamo piccoli. È bello per noi avere vicino tante persone che ci vogliono bene e ci aiutano a diventare grandi, come vuole Gesù. Anche Don Luigi Monza, che ha voluto la nostra famiglia per noi, oggi è contento di vederti dal cielo, qui in mezzo a noi bambini. Un grande grazie ancora e un bacio. Accolga un grazie che viene dal profondo del cuore di tutte le persone qui convenute, dei quasi 700 bambini e ragazzi di questo centro e dei rappresentanti degli altri centri del Friuli, del Veneto, della Lombardia, delle Puglie, del Sudan, del Brasile, che in questa sua visita hanno visto tangibilmente espressa la sua predilezione come quella di Gesù per i più piccoli e i più deboli, dei genitori che si sentono confortati nel loro impegno a sostenere le difficoltà che comportano l'accoglienza e l'educazione di un figlio con problemi particolari e che credono all'insegnamento del Santo Padre sul valore e sulla dignità della vita umana, comunque si esprima e si manifesti. Sia lodato Gesù Cristo. Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. E prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani, li benediceva. Cari bambini, anche io, come Gesù, vorrei abbracciarvi e conoscervi tutti personalmente. Purtroppo non mi è materialmente possibile e questo mi dispiace, ma abbracciando il vostro amico che mi ha dato il benvenuto a nome di voi tutti, intendo idealmente stringere al mio cuore ciascuno di voi che siete ospiti di questo centro chiamato la nostra famiglia. Quest'oggi qui mi sento a casa, proprio in famiglia, è la nostra famiglia. Essa è nata dallo zelo sacerdotale e dal cuore ardente e generoso di Don Luigi Monza, che l'ha fondata perché fosse focolare di divina carità. È stata creata perché attraverso gesti di autentica solidarietà, tradotti in opere di servizio ai più bisognosi, si manifestasse la materna sollecitudine della Chiesa verso i più piccoli e venisse pure esaltato il valore sacro di ogni vita umana. E mi viene in mente a questo punto proprio lui, il vostro fondatore, Don Luigi Monza, questo prete milanese che amava ripetere: il bene deve essere fatto bene. Il Signore ci domanderà conto non del tanto che abbiamo fatto, ma del poco bene fatto bene.
Facendo miei questi sentimenti del vostro Padre spirituale, vorrei confermare ed incoraggiare il vostro impegno e la missione di tutti coloro che si dedicano al servizio dei bambini, operando attivamente per la loro riabilitazione fisica ed il loro pieno sviluppo umano e spirituale. Affido il vostro lavoro, le vostre sofferenze, speranze alla Madonna, nostra Madre Celeste. Da parte mia vi assicuro che mi ricorderò sempre di voi e di quanti lavorano in questa casa. Ora purtroppo devo andare, vorrei lasciarvi almeno un povero regalo, povero e ricco nello stesso tempo, una benedizione. E il Signore stesso, che attraverso il Papa vi benedice tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco il Papa. Il Papa è tra la gente di Pordenone e tra la gente del Friuli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Beatissimo Padre, nella pienezza della gioia pasquale, la Chiesa di Concordia Pordenone si appresta a vivere il momento più alto dei suoi 1600 anni di storia. In questa concelebrazione eucaristica, presieduta dal successore di Pietro, con la partecipazione ministeriale del vescovo diocesano e del suo venerato predecessore, di una eletta rappresentanza del collegio episcopale e del presbiterio della diocesi, con l'attiva e fervida comunione del popolo sacerdotale, ben rappresentato da questa imponente assemblea. In questa concelebrazione, inoltre, la diocesi vive il momento più significativo e più pieno del suo pluriennale cammino pastorale incentrato sull'Eucaristia e si unisce alla santità vostra per implorare dal Signore che tutto il popolo di Dio che è in Concordia Pordenone avverta l'esigenza vitale, prima ancora che il dovere di obbedienza a un grave precetto, di rivivere con intensità di fede questa vivificante esperienza nella partecipazione alla cena del Signore nella Pasqua settimanale, cioè alla messa di ogni domenica. La Madre di Gesù, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo, assieme al patrono della diocesi Santo Stefano e ai santi martiri concordiesi, ci aiuti a cogliere nella visita del Vicario di Cristo il passaggio del Signore stesso in mezzo al suo popolo e ci accompagni col suo affetto materno e con la sua intercessione. Vedete l'abbraccio tra il Santo Padre e Monsignor Sennen Corrà che gli ha rivolto questo saluto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Saluto il vostro pastore, carissimo Monsignor Sennen Corrà, ed i presidi presenti, soprattutto il suo predecessore. Saluto i presbiteri, i religiosi e le religiose, come pure i Cristi fideles laici dedicati al quotidiano annunzio della speranza evangelica. Rivolgo un particolare pensiero in questo giorno commemorativo di San Giuseppe Artigiano a coloro che compongono il vasto mondo di lavoro. Un deferente ossequio lo dirigo alle autorità amministrative, politiche, militari, ed a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all'organizzazione di questo mio pellegrinaggio pastorale nella cara regione del Friuli Venezia Giulia. Le parole del Vangelo che poco fa abbiamo ascoltato interpellano direttamente ciascuno di noi, le nostre famiglie, la comunità ecclesiale, l'intera società. Chi rimane in Gesù prende parte alla sua vita, vita che non è soggetta alla morte. Questo proclamiamo nella Santa Messa. Questo ci ricorda anche l'odierna solenne liturgia che riunisce la comunità diocesana di questo vasto parco della Fiera di Pordenone. Solo Cristo è pane vivo di vita eterna. L'Eucaristia costruisce così la Chiesa come autentico popolo di Dio, sempre rigenerandolo sulla base del sacrificio pasquale. Essa costituisce anche la vostra Chiesa. La vostra Chiesa, carissimi fratelli e sorelle della diocesi di Concordia Pordenone, in mezzo ai quali sono lieto di celebrare oggi i divini misteri.
dal mistero eucaristico è che è sacramento sacrificio, sacramento comunione e sacramento presenza. Da quel mistero eucaristico scaturisce la missione del cristiano. Voi partite dalla convinzione che l'Eucaristia debba essere alla base della nuova evangelizzazione e avete perciò articolato il piano in 2 anni, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Auspico vivamente che questo vostro impegno comunitario, sorretto dalla vivificante azione dello Spirito Santo, possa condurvi innanzitutto ad una percezione più attenta dei mutamenti che stanno verificandosi all'interno della società e ravvivi poi la consapevolezza dell'importanza per la vostra crescita spirituale, importanza della celebrazione eucaristica domenicale. Reagite con fermezza e tenacia alle tentazioni dell'egoismo, del consumismo, del secolarismo. Non cedete ad una certa mentalità oggi corrente che spinge l'uomo ad occuparsi in modo esclusivo di ciò che è materiale, trascurando ciò che solo può soddisfare le esigenze più vitali del cuore umano. Non del solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E questa parola permanente, sacramentale, è l'Eucaristia. Amen. E parliamo dell'offertorio. Come vedete sono stati portati doni all'offertorio, non come si vede spesso, doni simbolici, ma sono stati portati come nello stile di tutta questa messa incentrata sul valore profondo dell'Eucaristia. Sono stati portati il calice e le particole che tra poco saranno il corpo e il sangue di Cristo. Vedete anche dei fiori. Parlavamo all'inizio di questa celebrazione, anzi prima che cominciasse, parlavamo del significato grande di questi fiori che, come vedete, addobbano anche l'altare. Ecco, questo è il dono portato al Papa dai giovani in costume tradizionale di questa zona di Pordenone, di questa zona del Friuli, e vengono messi ai lati dell'altare. Abbiamo detto che nell'offertorio sono stati portati non doni simbolici, ma quanto serve perché tra poco su quell'altare vi sia il corpo e il sangue di Cristo. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito,
Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. L'Eucarestia è segno dell'unità e vincolo della carità. Dobbiamo avere sempre questa realtà davanti agli occhi e nello stesso tempo sforzarci continuamente di far sì che anche la nostra generazione aggiunga a quei meravigliosi esempi di santità del passato esempi nuovi, non meno vivi ed eloquenti,
che rispecchino l'epoca a cui apparteniamo. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Regina Celi, metare, alleluia, quiaquem meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Va sottolineato che questo incontro che Giovanni Paolo II ha oggi con il mondo del lavoro della Regione avviene proprio in una giornata sottolineata da 3 significative ricorrenze. La festa del lavoro, per cui incontra i lavoratori proprio nel giorno della loro festa, il 1° maggio. Inoltre anche l'anniversario dell'enciclica sociale Centesimus Annus e sono anche i 75 anni di attività della Zanussi, questa fabbrica pordenonese per antonomasia. In questo momento ricordiamo tutti quanti quelli che sono gli insegnamenti che Giovanni Paolo II va facendo da parecchio tempo. È con profonda emozione che mi rivolgo a vostra santità in questo 1° maggio che vede la vostra visita al Friuli Venezia Giulia. La storia industriale, come tutti i cammini umani, è un processo imperfetto, pieno di contraddizioni, che ha talvolta generato contrasti e conflitti spesso anche drammatici. Ma oggi più che mai è necessario adoperarsi per scoprire nuove forme e nuovi linguaggi nelle relazioni tra imprenditori e lavoratori, così da costruire un vero patto sociale che congiuntamente ci impegni, pur nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. La santità vostra, anche con la recente enciclica Centesimus Annus, ci ha indicato con chiarezza ed estremo vigore questa nuova strada verso una società del lavoro, dell'impresa e della partecipazione. Scienza e tecnologia hanno compiuto passi straordinari, ma tutti noi, imprenditori e lavoratori, dobbiamo ricordare che sono uomini coloro che ogni giorno assumono le piccole e le grandi decisioni negli uffici e nelle linee di produzione. Sono ancora gli uomini a dare a questa evoluzione e a queste trasformazioni un senso, un valore. Grazie Santo Padre di essere venuto tra noi in questo 1° maggio che ci vuole uniti in un comune intento di umano e spirituale progresso. Grazie. Santo Padre, nella nostra regione si possono vedere i segni tangibili del benessere economico. È il risultato del lavoro nostro e delle generazioni che ci hanno preceduto e della solidarietà nazionale. Siamo stati terra di emigranti ed ora ospitiamo numerosi lavoratori extracomunitari. Ma le contraddizioni non mancano. Crescono anche da noi il disagio sociale e le nuove povertà. Talvolta ci siamo illusi che il benessere costituisse l'unico obiettivo del lavoro e non sempre sappiamo affrontare, condividere i problemi e situazioni dei lavoratori più deboli. Voi siete consapevoli che il progresso tecnologico, per quanto avanzato e moderno,
non deve in nessun caso annullare la parte che è propria dell'uomo. Deve anzi rendere quest'ultimo protagonista, ancor più responsabile nei confronti del sistema produttivo e della gestione della stessa società. La fabbrica, grazie al contributo di ciascuno, potrà così assumere le caratteristiche di una famiglia, nella quale convivono dirigenti, maestranze e operai concordemente impegnati in una generosa collaborazione, volta a rendere meno pesante l'attività lavorativa e più armoniosi i reciproci rapporti. Resti sempre dinanzi ai vostri occhi, a questo proposito, il modello della casa di Nazareth, dove convivevano la serenità e la semplicità con la dura e diuturna fatica del lavoro. Se è ovvio che il lavoro è produzione dei beni e dei servizi, se è comprensibile che esso tenda ad un naturale e legittimo profitto, ciò non deve mai avvenire a scapito dei diritti della persona. Non la legge del profitto, non ragioni di potenza, di dominio, non la ricerca di un progresso puramente materiale debbono essere i criteri decisivi nell'orientamento dell'attività produttiva, ma sempre e soprattutto l'uomo, la sua dignità, le sue profonde aspirazioni. Concordia fa parte della provincia di Venezia, mentre come diocesi appunto di Concordia Pordenone, fa parte del Friuli Venezia Giulia, quindi amministrativamente è legata alla regione Veneto, a Venezia. Da un punto di vista invece culturale, da un punto di vista religioso, ha le sue radici nel Friuli Venezia Giulia. Concordia Sagittaria ha una storia religiosa, una storia di fede antichissima, è una infatti delle diocesi più antiche del IV secolo d.C., ma le sue origini come comunità civile risalgono al I secolo a.C. e successivamente, nel corso degli anni successivi, dei secoli, si sviluppò fino al VI secolo d.C., quando con le invasioni barbariche subì una progressiva riduzione, diremmo così, di importanza, ma non di importanza nella fede. Il martirio di questi primi cristiani avvenne, come già ricordato, nell'anno 304, il 17 febbraio, sotto l'impero di Diocleziano e Massiniano. Ecco quindi da quali origini, da quale seme nasce questa chiesa di Concordia Pordenone. Ricordiamo che la prima chiesa dedicata agli apostoli, Basilica Apostolorum, risale infatti al IV secolo, mentre la chiesa di Santo Stefano, seconda chiesa, è del VII secolo e fu consacrata proprio con una reliquia di Santo Stefano, protomartire. La terza chiesa, quella che oggi ammiriamo pur con successive ristrutturazioni, è del periodo che va fra il X e il XIII secolo. Ed ecco che le immagini ci propongono la vettura panoramica che sta facendo avanzare Giovanni Paolo II verso la cattedrale di Concordia, un Giovanni Paolo II come consuetudine sorridente, disponibile con lo sguardo e benedicente. Accanto a lui il vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Sennen Corrà.
la storia di Concordia, le origini remote e le alterne vicissitudini di questa nostra terra portano il segno dei valori della civilizzazione, della libertà, della solidale cooperazione, del lavoro. Concordia nasce romana come presidio ed avamposto della civiltà di Roma. Rinasce a nuovo splendore e dà ruolo di centro di diocesi dopo circa 400 anni, 16 secoli or sono, per sublimare il martirio eroico di tanti cristiani, testimoni di libertà e di fede. Concordia ricostruisce infine la propria identità, quella attuale e moderna, nella lunga fatica di questo secolo, con le opere di bonifica, con la valorizzazione della terra, con il miglioramento delle condizioni di vita degli uomini. Lavoro, cooperazione e dialogo, riconquista delle libertà democratiche, sono il lievito di questa fase che porta i nomi di illustri ed insigni uomini della Chiesa locale e della civica amministrazione. Noi, Santità, vorremmo essere eredi fedeli e continuatori creativi di queste lusinghiere origini e vicende. Carissimi fratelli e sorelle, vengo tra voi per esprimere all'intera vostra cittadinanza il mio affetto. Vengo tra voi per recarvi la pace del Cristo risorto e il suo messaggio di speranza per ogni essere umano. Tutti ringrazio per la cordiale accoglienza, molto cordiale. Quale profonda gioia è per me incontrare quest'oggi qui i discendenti di una comunità cristiana che già 16 secoli or sono, proprio qui si raccoglieva per ascoltare la parola di Dio, per pregare e venerare la memoria santa degli apostoli, di coloro cioè ai quali Gesù stesso aveva detto, prima di concludere la sua vicenda terrena: andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni. Nel corso di lunghissimi secoli, la comunità cristiana di Concordia, stretta attorno ai suoi pastori, conservò integra la fede apostolica, trasmettendola amorosamente di generazione in generazione. So quanto sia stato e quanto continui ad essere grande il vostro impegno nel difendere i perenni valori della fede cristiana, posta a solido fondamento della vostra tradizione. Vi incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica e dai richiami del consumismo materialista. L'uomo non può donare se stesso ad un progetto solo umano della realtà, ad un ideale astratto o a false utopie. Egli, in quanto persona, può donare se stesso ad un'altra persona o ad altre persone e infine a Dio. Guardando alla vita esemplare di Santo Stefano e degli altri martiri che sentiamo singolarmente vicini a noi in questo solenne momento della
Chiesa concordiese, sono lieto di augurare a voi tutti, comunità ecclesiale, comunità civile, di concordia, le grazie più elette del Signore, mentre di cuore vi imparto l'apostolica benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Papa si è portato all'interno della chiesa cattedrale ad accompagnare Giovanni Paolo II e anche il parroco della chiesa cattedrale, Monsignor Pietro Cesco, ed ora il Papa è inginocchiato davanti al Santissimo per un primo momento di raccoglimento, poi si porterà ad inginocchiarsi davanti all'urna contenente le ossa dei santi martiri concordiesi. Sono quindi questi gli ultimi istanti della visita di Giovanni Paolo II a Concordia e direi anche gli ultimi istanti di presenza di Giovanni Paolo II nella diocesi.